Buongiorno, sono Pesce Marco, docente di Scienze, Alimentazione e Cucina e segretario su Cuochi Treviso. Benvenuti in questa rubrica, è stata creata e pensata perché sappiamo che la conoscenza del cibo è un vero investimento sulla salute. Oggi vogliamo parlare di frutta fresca, succo di frutta, centrifughe e spremute. Si parla tantissimo di spremute, centrifughe, estratti, ma qual è meglio? Innanzitutto devo dirvi, attenzione, dobbiamo sempre preferire la frutta fresca. Perché? Il perché lo andiamo a vedere andando a confrontare i nutrienti contenuti in un frutto fresco e i nutrienti contenuti in un estratto, in un centrifugato e in un succo. Vi faccio vedere intanto una cosa importante, che è cosa rimane di un centrifugato, di un estratto. Vedete qui io ho estratto il succo della mia mela fresca, qui ho il succo e qui ho una parte importantissima che è la fibra. Se voi andate a guardare sull'immagine dei nutrienti della mela, vedete che la mela contiene tantissima fibra, che è un nutriente fondamentale. Altra cosa vi faccio notare, non ho messo il succo di limone. Tendenzialmente il succo di limone si serve perché altrimenti la mela va ad ossidare. Il succo di limone è vero che rallenta l'ossidazione, ma non la impedisce, quindi anche se noi facciamo il nostro estratto, un po' di ossidazione, quindi un po' di perdita nutrizionale, soprattutto di vitamine, ce l'abbiamo. Andiamo a dare un occhio alle nostre tabelle nutrizionali, vediamo che la mela nel suo complesso contiene principalmente acqua, ha una forte quantità di fibra e, andando avanti, vediamo anche vitamine, sali minerali, tutti composti fondamentali. Alcuni di questi composti vengono persi veramente dopo pochissimo tempo dalla rottura delle cellule che le contengono. Quindi la risposta è: la mela va sempre mangiata fresca, la frutta va sempre preferita fresca. Questo è importante perché il nostro benessere è più importante della comodità di avere un estratto o un succo. Un'altra cosa importante, la vediamo sempre da quello che ci rimane dal nostro estratto, è la parte della masticazione. Anche la masticazione è importante quando noi mangiamo un vegetale, un frutto, una verdura, ma anche un qualsiasi altro alimento, perché la masticazione comincia la digestione di nutrienti e va ad aumentare quella che è il senso di sazietà. Quindi se io voglio mangiare un frutto per sentirmi più sazio, il succo di frutta non mi dà certo quella sensazione. Un'altra cosa importante, oltre alle centrifughe e agli estratti, è proprio i succhi di frutta. Nei succhi di frutta sono andato a confrontarvi due tabelle nutrizionali di due prodotti diversi. Vediamo che nei succhi di frutta manca in alcuni casi completamente la parte delle vitamine e dei sali minerali, in altri casi, come si può notare nella quantità di chilocalorie che contiene, vediamo che contengono meno chilocalorie della stessa quantità di mela. Cosa è successo in questo caso? In questo caso il succo di frutta è stato allungato con l'acqua. Controlliamo sempre tra gli ingredienti, se tra gli ingredienti troviamo anche acqua, vuol dire che in quel succo c'è acqua aggiunta e quindi siamo andati a togliere quantità di nutrienti per noi fondamentali e importanti per la nostra alimentazione.